Venerdì 2 ottobre siamo all'Expo di Milano con la CIA di Padova, una presenza emblematica, significativa, in modo particolare al padiglione delle biodiversità. Con la CIA di Padova i prodotti tipici del territorio, la patata, patata dolce che ha una connotazione particolare, ma non soltanto, il vino e scopriremo quali tipi di vini e poi naturalmente la gallina padovana, ma un messaggio significativo che va oltre i prodotti esportati e lo scopriamo insieme. Come mai la presenza presidente della CIA di Padova, della CIA in questa occasione qui all'Expo di Milano? Eravamo orgogliosi, innanzitutto voglio ricordare che è la settimana del Veneto, Padova è una provincia del Veneto e abbiamo pensato bene di rappresentarci, di rappresentare il nostro territorio qui a Milano a questa iniziativa di Expo. Eravamo orgogliosi di presentare i nostri prodotti che vengono dalla terra e che sono tradizionali del nostro territorio. Vedi la patata america, la gallina padovana e alcuni vini del territorio caratteristici, vitigni, vado a pensare tipo il friularo che viene coltivato a Conselve. Vogliamo rilanciare il settore primario, l'agricoltura, rivalorizzare quello che gli spetta, soprattutto dal punto di vista del reddito, e cercare che la politica capisca che gli agricoltori per fare il proprio lavoro non hanno bisogno di tutta questa burocrazia che sta opprimendo e schiacciando la loro attività. Vogliamo veicolare la qualità del prodotto che facciamo, perché siamo sicuri che un mangiare sano può determinare anche, può essere una prevenzione a una malattia successiva, quindi la qualità e il valore dei prodotti, in questo caso padovani e veneti, devono essere rispettati per il loro valore qualitativo che hanno. La CIA all'Expo di Milano e non soltanto, che cosa può? Beh, intanto la CIA è all'Expo di Milano da maggio, ha fatto tanti eventi di carattere politico, sindacale, culturale e di promozione delle tante tipicità e qualità dell'agricoltura italiana e dell'enogastronomia italiana. Abbiamo dato il nostro contributo a questa grande manifestazione che è l'orgoglio italiano, vogliamo continuare fino ad ottobre. Noi faremo qui la nostra assemblea nazionale, svolgeremo una direzione nazionale, faremo anche una grande festa per tutti i soci della CIA che il 28 saranno qui con noi per festeggiare la chiusura di questa bella stagione che è stato l'Expo. Per l'Italia, per l'agricoltura italiana, per l'agroalimentare. Abbiamo molti problemi ma abbiamo anche molte risorse. Incontriamo il presidente della Camera di Commercio Fernando Ziglio con le mani sulla gallina padovana. Beh, insomma, la gallina padovana è conosciuta in tutto il mondo, ma soprattutto ringrazio la CIA per l'invito ad Expo. È un momento importante, un'associazione seria e importante che sa tradurre il sapere e il fare dei propri associati, e noi immaginiamo che qui siamo a portare in Expo i prodotti del nostro territorio, i prodotti sani del nostro territorio, in un momento in cui il mondo sta per impazzire e i prodotti della nostra tavola, del nostro sapere, della nostra terra stanno per essere trasformati in prodotti industriali globalizzati, cosa insopportabile per noi. Qui dobbiamo trasmettere, ripeto, i valori, il sapere e soprattutto cominciare assieme alla Camera di Commercio e al mondo dell'agricoltura, in modo particolare la CIA che è molto sensibile a questo, riproporre nel territorio, in Veneto, in Italia, nel mondo, i prodotti nostri del nostro territorio che sono qualità, sicurezza alimentare, e quindi su questo non possiamo assolutamente né perdere tempo né derogare.